Signore e signori, ben ritrovati su Birichina TV per l'appuntamento settimanale con le news di Telenutria, stavolta in formato integrale. Vi ricordo che tutte le puntate del nostro notiziario potete trovarle anche su YouTube oppure su Facebook, semplicemente digitando Telenutria. Logicamente per far questo serve un computer oppure uno smartphone, non è che potete farlo dal microonde o dalla lavatrice, ecco. Dopo il nostro TG andrà in onda la rubrica sulla salute intitolata Una mela al giorno toglie il medico di torno, ma te mori anche da fame. Ma ora diamo spazio al TG per le anticipazioni flash delle news del giorno. Buona visione! Ivrea aveva appena terminato il corso di cucina e stava preparando il pranzo al marito, ma ha dato fuoco a tutto il condominio. Asti voleva imparare a usare il monopattino, 12 punti. Bibione sperava di prendere dei grossi pesci, invece ha preso solo la broncopolmonite e 47 di febbre. Bosco Chiesa Nuova. Questo giovane operaio oggi ha fatto una gran cassata. Mancavano 5 minuti alla fine della giornata lavorativa e per la premura di finire ha fatto una manovra azzardata, spaccando completamente la vasca delle trote nel piazzale della fabbrica dove lavorava. Il titolare è subito uscito e ha detto accidenti e accipicchia. Questa giovane coppia stava attraversando i campi da golf nel comasco con l'apposita macchinetta Golf Car quando lui ha deciso di fare il pilota di Formula 1. La sera stessa, in un momento di intimità, è stato evirato dalla morosa. Ora non ride più. Lugo. Tronco marcio e successivo vernocolo da 16 cm. Pescarolo. Durante una gara di BMX, questo giovane ha scoperto che la bici era made in Cina. Navigavano tranquillamente sul lago d'Orta quando il signore che stava riprendendo con il cellulare ha preso improvvisamente un siluro sul muso. Primo giorno di lavoro per questo sventurato autotrasportatore di Montichiari nel Bresciano. Al suo ritorno in azienda il titolare gli ha dato una gran pedata negli ovi, licenziato con bestemmie tonanti. Questi due giovani di Codroipo stavano giocando a nascondino quando uno dei due ha molato una cuscinata che pareva un camion carico di sassi. Il disgraziato si è ripreso solamente dopo 7 ore di rincoglionimento. Esperimento insulso per questi giovani di Levico. Reso conto della giornata, sedia distrutta, costole incrinate e testicoli dispersi. E anche oggi è tutto con l'informazione di Telenutria. Vi aspettiamo la settimana avventura con delle nuove news direttamente dalla vostra città. See you soon!